Oggi parleremo di una domanda che da sempre uno se la pone, diciamo, in effetti chi è religioso, chi crede in qualche cosa e ha dei dubbi, se l'ha fatta questa domanda. Se Dio è onnisciente, cioè colui che conosce tutto, passato, presente, futuro, la domanda che uno pone a un teologo oppure un esperto è perché, sapendo che Satana si sarebbe ribellato, cioè Lucifero si sarebbe ribellato, perché Dio lo ha creato? Noi sappiamo tutti che Dio è onnisciente, cioè significa che Lui è infinita conoscenza, quindi conosce gli eventi passati, gli eventi futuri, gli eventi che diciamo è infinitamente grande, quindi lo sapeva che avrebbe sbagliato, quello voglio dire io, no? Quindi quando vai a porre questa domanda a persone, diciamo, di religione oppure a teologi, la risposta che ti danno è Dio l'ha dato in libero arbitrio. Sì, tutto d'accordo con voi che ci sta il libero arbitrio, sì, però alla fine lo sapeva già, con tutto che lui ti mette in condizione di poter scegliere, e fin qui ci siamo, però sapeva che avrebbe sbagliato comunque, quindi perché crearlo? Quindi è una domanda che questa è, diciamo, neanche a volte un prete stesso te sa dire. Esce con la frase Dio ha il libero arbitrio, ognuno può scegliere il bene e il male, sì, d'accordo, però sapeva già dal primo momento che l'avrebbe creato, che avrebbe sbagliato. Quindi un libero arbitrio in effetti non ci sta, perché se lo sai già non è più libero arbitrio, tu lo sapevi. Cioè è questa la domanda che io mi pongo, quindi libero arbitrio è quando tu non sai la tua azione che cosa comporterà, allora quello è libero arbitrio, cioè tu non sai a me che cosa succederà, ma siccome Dio lo sa pure che sto facendo questo video, lo sapeva già da 1 milione di anni, 1 miliardo di anni che facevo questo video io, quindi non è più libero arbitrio. Allora se non ci sta, allora se Dio non è omnisciente, allora non è Dio, quindi stiamo sempre lì a fare questa domanda che diciamo sarebbe quasi ridicola. Ognuno di voi dirà ma Dio l'ha creato buono, poi è lui che è cambiato, d'accordo, però lo sapeva, sapeva della sua ribellione, sapeva che avrebbe creato l'inferno, sapeva cosa avrebbe, che avrebbe tentato tutti gli uomini nel mondo per portarli alla perdizione. Cioè voglio dire io, se tu sapevi tutte queste cose potevi pure evitarlo, cioè evitare che tutto il genere umano perisse per colpa di questa persona che si sarebbe ribellata. Quindi io capisco che uno dice ma quello l'aveva creato buono, sì, ma io sono d'accordo con voi, però Dio è in grado di prevedere le sue azioni, quindi voglio dire io, non so, è una risposta che non, ho provato tante volte a dirlo pure a un prete, a un teologo, una risposta che non ti danno, diciamo, una soddisfazione. In effetti basta che ti dicono libero arbitrio, sì, ma il libero arbitrio è quando io a mio figlio gli dico no, fai una determinata cosa, mio figlio invece ne fa un'altra, però io non so se mio figlio quale strada prenderà, quindi questo è il libero arbitrio. Io gli dico comportati bene, poi se si comporta male, ma io non potevo sapere che mio figlio si sarebbe comportato male, questo è il libero arbitrio, ma io non conosco quello che farà. Invece Dio sapeva che creando Lucifero si sarebbe ribellato a se stesso, diciamo a Dio stesso. Quindi diciamo che è una domanda questa di quelle là che forse non hanno risposta secondo me, perché
se non fosse stato mai creato, forse il mondo sarebbe buono, il mondo saremmo tutti in pace e serenità. Cioè, voglio dire io, se fossi stato io Dio, faccio l'esempio, se so che una determinata persona può influire a livello mondiale e per un'eternità si può dire, no? E io so che creandolo avrò problemi, ma io non lo faccio. C'è una domanda che non lo so ragazzi, datemi voi una risposta perché so che molti di voi sono cattolici. Quindi però non uscite con la solita frase Dio gli ha dato il libero arbitrio, datemi una risposta più concreta perché dare il libero arbitrio e lo puoi dare quando tu non conosci il futuro. Cioè libero arbitrio è quando tu a tuo figlio gli dici tu puoi scegliere questa strada, tu non sai quale prenderà, perché non sei omnisciente come Dio. Quindi questo è il libero arbitrio, perché io non conosco quella persona come si comporterà, perché non ho questa grandezza come Dio. E questo è il libero arbitrio. Ma Dio, è vero che ti ha dato... Ciao Andrei, ciao ciao. È vero che ha dato il libero arbitrio, però è pure vero che lo sapeva. Come pure, diciamo, in effetti il peccato di Eva. La mela poi è una metafora e vabbè. Lui diciamo che ha messo questo albero, ma lui già sapeva. Dico perché l'argomento è perché se Dio è omnisciente, cioè conosce passato, presente e futuro, ha creato Lucifero perché sapeva che si sarebbe ribellato. Quindi che senso ha creare un angelo che sai che si ribella e poi si mette contro di te? Se Dio è colui che conosce presente, passato e futuro, conosceva che si sarebbe ribellato. Allora dico io, perché crearlo? Gli altri ti dicono, vabbè, Dio ha dato il libero arbitrio. Sì, ma per libero arbitrio si intende un'azione che io non conosco che cosa farà. Cioè, Dio invece non può dare il libero arbitrio perché Dio già sa che cosa fai. Io dico a mio figlio comportati bene nella vita, a mio figlio semmai fa un'altra scelta di vita, però questo è il libero arbitrio. Io non sapevo mio figlio che cosa avrebbe fatto, non potevo prevederlo, non lo sapevo. Allora questo è il libero arbitrio. Ma siccome Dio conosceva già tutta la storia, come sarebbe andata, siccome è omnisciente che conosce il futuro, dico io, perché allora hai creato il diavolo? Perché sono millenni che noi dobbiamo soffrire su questa terra per colpa, diciamo, di questo qua che ci tenta ogni giorno di farci sbagliare. Cioè, voglio dire io, sei omnisciente, quindi evitalo. Quindi è una domanda che secondo me non tiene risposta. Tutti quanti i teologi, i preti, tutti quanti, libero arbitrio. Sì, ma il libero arbitrio, ragazzi, io lo torno a ripetere per 100 volte. E quando non conosci il futuro, allora il libero arbitrio è quello. Allora Dio non è omnisciente. Se vogliamo dire che è libero arbitrio, dobbiamo dire che Dio non è omnisciente. Ha creato l'uomo libero, sì, però Dio conosce già cosa tu farai. Quindi non puoi dire che Lui ti ha dato la scelta, perché già sa che cosa tu sceglierai. Capisci? È tutto già influenzato. Che ne so, tu sapeva già che diventavi dottore, lo sapeva già, faccio un esempio, oppure sapevi che diventavi mamma a 21 anni, moriamo a 50 anni, già sa la vita di tutti noi. Quindi voglio dire io, perché fare questa scelta? Sapendo che Lucifero si sarebbe opposto a lui. Cioè, io questa dire ha dato il libero arbitrio oppure ha dato la libertà non è una scusante perché torno a ripetere, se Dio non è omnisciente è come dite voi, allora ha dato il libero arbitrio
E giustamente questo qua si è ribellato e giustamente Dio non lo poteva sapere perché giustamente non lo sapeva. Allora questo è libero arbitrio. Ma siccome Dio è diciamo una potenza, colui che ha creato tutto, quindi conosce gli eventi futuri, sapeva dal primo giorno che avrebbe fatto questo angelo che sarebbe successo la fine del mondo con questo. Perciò una risposta, ragazzi, dire che ha dato la libertà, ha dato il libero arbitrio, non è solo una scusante. Il libero arbitrio vale quando non si conosce il futuro. Allora, se vogliono dire che è libero arbitrio, devono ammettere che Dio non è omnisciente, cioè non conosce presente, passato e futuro. Allora ci può anche stare la parola libero arbitrio, perché giustamente non lo poteva sapere che accadeva. È tutto logico, ragazzi. Se invece mi dite, la Bibbia lo dice a noi, che Dio è omnisciente, cioè conosce passato, presente e futuro, allora ragazzi, io non mi venite a dire libero arbitrio, lo sapeva. Cioè, anche un teologo, io ho fatto a volte delle domande a un teologo, non ti dà la risposta, non te la dà. Ma io non sono uno studioso, non sono, diciamo, faccio video così sulla religione, su questo, su quello, però dire che Dio è omnisciente e poi crea il diavolo che combina questo poco, che lo so che uno lo fa per gusto allora. Se io sono Dio e conosco tutto il futuro, io evito di fare un mondo cattivo come, difatti il mondo è cattivo come siamo noi. Evito di creare il diavolo, evito di mettere l'albero, che so che Eva mangerà il frutto proibito. Cioè perché devo mettere l'uomo in tentazione, capisci quello che voglio dire io? Cioè facevo un mondo pulito. Sì, però dipende sempre da chi ci ha creati, capisci? Il libero arbitrio in effetti non esiste. Esiste solo nel caso in cui Dio non fosse stato omnisciente, questo è il problema. Per ragione ci sono i buoni e i cattivi, d'accordo? Però se partiamo dall'inizio, no? Se partiamo dall'inizio, Silvia, e Dio non crea Lucifero, tutte queste persone cattive nel mondo non ci sarebbero state oggi. Sarebbe stato un mondo di pace, un mondo di fratellanza, un mondo per bene, senza guerre, gelosie e tante cose. Quindi il problema è sempre questo. È una domanda, ragazzi, secondo me, che non può essere detta Dio ha dato il libero arbitrio, no. Perché il libero arbitrio è quando la persona che non conosce gli eventi futuri. Allora giustamente Dio non sapeva che Lucifero si sarebbe comportato in quella maniera, cioè che da angelo sarebbe diventato diavolo. E allora ci sarebbe la storia, sarebbe normale. Però in questo caso dovremmo dire che Dio non è omnisciente, cioè non è Dio, dovremmo dire allora a questo punto qua, perché Dio è omnisciente. Dio ha creato tutto, sa gli eventi futuri, passati, quindi conosce tutto nello spazio, nel tempo. Quindi ragazzi, è una domanda secondo me che non tiene risposta, come tante altre cose che ci sono nella vita che non riusciamo a capire. Lasciatemi un commento oppure una vostra opinione, però non ditemi libero arbitrio, dite un'altra cosa, però libero arbitrio è quando una persona non conosce gli eventi futuri. Come lo torno a ripetere, siccome Dio conosce gli eventi futuri, non mi potete dire ha dato il libero arbitrio, no. Lui sapeva tutte le nostre azioni, conosce tutti i nostri movimenti, conosce tutto quello che noi facciamo. È vero che tu puoi scegliere il bene e il male, però partiamo di queste cose, che lui già sapeva che avrebbe scelto il male.
Quindi io non la vedo in modo diverso. Torno a ripetere, ho fatto questa domanda a teologi, preti, nessuno di loro ti dà una risposta, nessuno. Ti dicono libero arbitrio, però come ti fai questa domanda e gli dici scusami, libero arbitrio si intende qualcuno che non conosce il futuro, allora quello è libero arbitrio, perché io non so mio figlio come si comporterà, però siccome sono Dio, io conosco che mio figlio prenderà una strada sbagliata. Allora perché io devo creare questa persona che poi so che andrà sulla parte sbagliata? Cioè io sto creando il mondo, sto iniziando a fare, diciamo, la creazione, perché devo rovinare tutto per una persona? Mi sembra un po' sbagliato, no? Diciamo che io oggi voglio creare un mondo, faccio 3-4 angeli che so che poi mi si rivolteranno contro. Ma se sto facendo una cosa bella per me, creare l'uomo, creare il pianeta Terra, perché devo rovinare tutto per colpa di 3-4 persone che poi io so già che questi sbagliano? Cioè, in effetti l'uomo può scegliere il libero arbitrio, d'accordo? Però quando lui ha creato gli angeli sapeva tutti i movimenti dei suoi angeli, tutti. Che poi l'uomo può scegliere bene e male, qua ci va anche può stare. Però lo sa sempre io che strada sceglierò, quindi lo sa già pure. Però qui il problema nasce all'inizio proprio. Vabbè ragazzi, mettetemi una risposta sotto al video, però come ho detto non mi scrivete libero arbitrio, datemi un'altra risposta che non sia questa perché, torno a ripetere, Dio lo sapeva, quindi libero arbitrio è quando uno non conosce il futuro, ma Dio lo sapeva perché conosce il futuro, quindi datemi qualsiasi altra risposta in un'altra maniera, ma no libero arbitrio. Vabbè ragazzi, vi auguro buona domenica a tutti ragazzi. Lasciatemi una risposta e mi raccomando, non mi scrivete la solita parola libero arbitrio. Ciao a tutti e grazie. Ciao Silvia, ciao, ciao, un salutone.